L'avrete capito, cari telespettatori, che oggi a tematica della nostra Fabriguccia e Aiaccio. E abbiamo il piacere e casca proprio di ricevere una scuola aiacina che si chiama Simon Veil. Aiaccio ne parleremo in 3 ateli. Allora, idee, qual è che voleva? O teatro con Pedro. Allora, andate subito nel vostro atelo. Qual è che voleva un ganto con Fanu? Andate subito che vi aspetta. E qual è che dava cucina con me? Allora andate subito nell'atelo. Ecco, poi mi apre e portate a Fabriguccia alla Iacini. Saluto be. Salute Francine. Allora, mi presenti i documentianti? Allora, oggi per giocare con noi Francine e moi Eyman. Dopo è moi Nivin. E è moi Lesia. E per compiere è moi Luigi. Siamo senza nulla, mi pare oggi. Dimmi appena, che hai appuntato un'improvvisazione? Hai pensato a qualcosa per aumentare Aiaccio? Ah, sai, Aiaccio. Bon, a avere le parole che abbiamo nella nostra scatoletta. Ah, questa. Sapete così di parole che ci vorrà mettere nella nostra storia. Allora. Napoleon. Mi dice qualcosa a me qui, no? E qual è Napoleon? Un Bonaparte. Era un imperatore di francese. Usa o dire o cardinal Fesch. E o famoso che ha sempre la sua collezione nel museo che porta il suo nome. Allora, un'altra parola. Rossi. Mi come Tino. Un altro Iacino. Un altro Iacino, Tino Rossi, proprio, eh? Allora, un'altra parola. Diamante. A me mi piacciono i diamanti. Diamante, come quella biase. Sapete che quando c'era a Cittadella c'era un bastione in forma di diamante, e per questo che a piazza si chiama così. Allora. Aiacina. E una femmina che sta in Aiaccio. Proprio è qui. Allora, può darsi che sarebbe di cercare un po' di costumi che abbiamo in Dio. Mi pare, allora, guardiamo a uno. Chi si va più così? Vicine affari. Ed è piaciuto tutto, Zidi? Allora, ci ritroviamo personaggi famosi, mi pare. Oh beh, sai già che già va? Baggio da lasciare lavorare con tutti gli altri che bevete, improvvisate qualcosa io, A me mi tocca andare a trovare Fanu e cantare Penuccia. Ma raccomando, lavorate bene, A dopo! Saluto a tutti! Saluto Francine. Salute, caro Fanu. Vabbè, tu? E sai, sono contento di ritrovati. Ma figurati che io sono contenta di stare con te, con voi tutti. Allora, prima di parlare di un tema di canzone, i presentiamo? Allora, abbiamo Jean-Charles, Yousri, Selma, Antoine. Anche lì mi barano quelli contenti Sono di seguire. contenti. Allora, Fanu, chi cantiamo oggi? Allora, oggi di un tema Aiaccio. Sai che faccio sempre dell'originalità. Come sempre. Dunque, ho scelto una magnifica canzone scritta da Anne-Marie Simoni che si chiama Aiaccio. Ma conosco io questa canzone. La conosci? Famo un ribello, per esempio. perché mica? Aiaccio, amore la città. Aiaccio, splendor di Corsica. Allora, vedi che conosco. Ne ubitavo mica. Allora, dimmi appena, che hai da preparare questi idee lucigari? Sai, come sempre, mi parla di melodia, mi parla di ritmo e poi dopo ti prepariamo una bella sorpresa, birreghi e mi scopre belle voci sideline. Sul programma è magnifico, mi triga di scoprire oggi, sai? E a me mi tocca andare a trovare i idee che mi aspettano in cucina. A dopo, idee. A dopo. Salute, mo capi cucina. Salute. Avete già il vostro scuzzale? Lasciatemi mettere un mio. Guardate così bello. Ne è bello.
Allora, lasciatemi presentarvi i nostri capi cugina. Abbiamo con noi Matteo, Maxime, Jessica e Tom. Allora, sapete che oggi il tema di un nostro programma è agita da Iaccio e a me c'è una zosola che mi piace che di a salsa e bumada con tappani e olive nere. Vi piace a voi a salsa e bumada? Yeah. A te? Ma mi fate sempre quei pasti così buoni, mi gambo. Oh, ne era sicura, è vera che sono buone, se basta con la salsa e bumada. È una bella specialità a Iacina, allora di sicuro che è davvero fatta. Ma prima di cominciare la nostra zosola, ho detto che bon con andare a un nostro produttore che si trova dai parti di Galeria e più precisamente da Oca di un Marzolino, Jean-Luc Geronimi, che ci parla di sua brusione di Bomiori. A te, Jean-Luc. Siamo da Oca di un Marzolino, vicino a Galeria, e andiamo a scontrare un nostro amico produttore, Jean-Luc Geronimi, che ci parla di abumada. Ma Jean-Luc, abumada è un frutto o un legume? Abumada deve essere un frutto. Si parte da una semente di uva, dopo facciamo le piantine con la semente, le piantine si mettono in terra e crescono, facciano una bella pianta e dopo ci sono le abumade addosso, ci sono i fiori, facciano i fiori e dopo ogni abumada. Dopo ci sono che la mangiano più o meno madura, ma quando la comincia a tornare rossa, vuol dire che è madura. Di cosa bisogna abumada per crescere? Allora, la pomata per crescere ha bisogno di sole e d'acqua, di giovane quantunque assai acqua. Dopo si dipende di tempo, se lo faccia assai caldo, secondo il vento e il sole, e tanto se lo c'è di più vento e di più sole, ne qua di più. Grazie Jean-Luc. Allora, prima di cominciare la zosola, bella sicura, ci vuole avere gli ingredienti. Allora, vediamoli insieme. Che ci vuole prima? Un pugno di tapani. Allora, un pugno di tapani. L'abbiamo qui? Eccoli qui. E poi dopo chi c'è, Maxime? Chi ci vuole? Un pugno d'olive nera senza nocciole. Senza uso nocciole. Allora, guardate, così bella olive. Ecco qui l'olive. E poi dopo chi ci vuole? Una scatoletta di pomata. Allora, c'è la scatoletta di pomata qui, in due? Guardate qui. Che musco, senti? Buona. Allora, abbiamo dunque la nostra salsa di pomata, un sprituaio, in due è un sprituaio qui? In due è l'aglio? Ah, Maxime, bravo, qui c'è l'aglio, ma l'abbiamo già appena così di noi, appena aglio. Guardate. Dopo che ci volano 2 cucchiaroni d'olio d'olive. D'olio d'olive. O asilico, in due è asilico qui. E qui? Bravi, idee. E poi un mezzo cucchiarino di? Zucchero. Di zucchero, un due è un zucchero gusti? Fatemelo vedere. Qui. Ah, bravo Maxime, tu sì che sei vedete. Bolisente o zucchero. Guardate, ecco, il nostro zucchero è qui. Allora, e di noi ci manca un bewaro. Non abbiamo un bewaro qui. Guardate, cercatemi su bewaro. In due è qui un bewaro. Jessica, in due è un bewaro. C'è un bewaro qui. No. No, che c'è una cucchiara. Allora, fammi vedere un bewaro. Ah, bravo. C'è qui su un bewaro, Jessica. Hai capito? Eccolo qui, eh. Allora, la prima tappa di sta zosola è di dare l'olive. Allora, guardate, Zidi. Piano piano ci mettiamo le idee veramente in fondo, così. Guardate. Capite? Yeah. Buona. Allora, a te, Tom. Fammi vedere. E tu di noi, Jessica. Fatemi vedere come bottaiate l'olive. A voi. Piano piano. Vai troppo in furia, tu. Piccolo personaggio. Sentite? Può darsi che tu Sentite qui io non gaudeato personaggio così. amnesi. Lasciatemi vedere. Allora, Aiutava a mostrami spiare. come tu fai a un personaggio che non si ricorda più di nulla. Ma in due sei radio? Non la so, non conosco nulla. Ma in due so
Ma è proprio, E tu? Volevi appena... Allora aspetta, posto che tu sei Napoleone, ce la metti in piazza. Mettiti in piazza così. Fammi vedere. Bon. E a Mabroa con una frase famosa di Napoleone. Vabbè, allora, che non è mica possibile, non è mica francese. Non è mica possibile, qui non è mica francese. Bravo. E tu, la Iacina? Mia è l'antaugors. Pogusa, questa mangiare la settimana passata. Proprio, Allora, e tu? Mia è là. Ah, tu mi facci la Iacina un cudu. E tu come avevi la Iacina? Mia. Proprio, E un nostro amico Tino Rossi. Marinera, reste encore dans mes bras. Avec toi, je vais jusqu'au jour. Danser cette rumba d'amour. Allez, tutti insieme. Marinera, reste encore dans mes bras. Avec toi, je vais jusqu'au jour. Danser cette rumba d'amour. Brava Jessica. Hai tremulato, Hai avanzato quasi là. Chi ce la fa Matteo? Femo scalda l'olio prima di lampali o spricciu d'ali. Pia un cucchiarone, gusti per piacere. E bene, Guilherme da mette. Attenti. Ecco, vai, mettilo dentro. Bravo. Torna un altro. Bravo. Buona. Guarda, dobbiamo girare così. Te gira appena l'aglio. Giralo tu. C'è la cura, che non si rugi. C'è la attenti veramente. Curalo. Allora, Maxima, che ci vuole fa? Ci vuole la lampaita, pani e l'aglio gin. Ci vuole la lampaida, pani e di no? La live, Dunque, bene gusti. E lampa di gusti dentro. Torna. Non è buono mettere torna appena. Adali uso gusto. Bravo. Allez, rimini ghedi. Ecco, allora Jessica, pia la live qui e metti i gusti dentro. Aiuta Maxime a mettere la live, guarda. A te, aiutami, così ne dai altri, Piano questa cucchiara, cioè le sei legati, Tieni, Dani. Piano, Così di. I sentite cantare accanto? Aspetta, cappia due cucchiara, cappia tutto. Venite con me, ascolta, venite. Aiaci sanguinare, chi sole infiaraci, rama un pescatore, senti conta l'amore. Allora aspetta, d'abord, ma parla appena il ritmo. 1, 2, 3. Aiaciu, a me bella città. Aiaciu, splendor di Corsica. Braio di De Luci, ma ora proviamo a fare appena viene a udon, ribiemo. 3, 4. Aiaciu, a me bella città. Aiaciu, splendor di Corsica. A seconda strofa, gigantemo? Allez. Aiaci un ricordo di essere sparito. Aiaci l'amicizia a vola ciacciata. Assieme zinare, console e chitarre. Credenza alla Madonna. Aiaci la padrona. Sono contento. Buona, lasciamo goge il sorriso. Mettili il coperchio. Mettiamolo così. E ora di continuare la nostra salsa e bumada. Chi ce la mette qua dentro? Chi ce la lampali? A salsa di fumata. Bravo, allora bapia la Maxima. A salsa di bumada. Con un bello cucchiarone, bella sicura. Aspetta. Che musco.
capisco che lo ti piace a te questa salsa di pomata, Matteo, eh? Allora puoi anche farla con mamma? Si capace, allora? Allora, vediamo se non è giù le torna. Ah, non ci scordiamo di qualcosa qui. Chi ce la mette di non dentro? Chi ce la mette? Un pizzico di? Zucchero. Bravo, Matteo. Pia o zucchero per piacere? Piglialo. Ecco, vieni. Metti una penna, mica troppo, eh? Torna appena. E così sapete chi di mettere lo zucchero una salsa di pomata li dai alla gidida. Dunque così sarà anche più buono. Allora così io vi propongo che mentre la salsa goge e di noi il riso d'andare droit a nostra gara giornalista Lucia che ci fa scoprire un personaggio famoso da Iaccio, o famoso Giuseppe Fesce, detto cardinale Fesce, che ha lasciato una bella collezione di pitture in un museo che porta il suo nome. A te, cara Lucia! Badi da parla d'un uomo conosciuto per spiegare un diaiacini, immagino, in altro. Giuseppe Fesce. E poi è stato che si trova in una corte di un museo che porta il suo nome. Ma qual era questo famoso Fesce? Era il zio di Napoleone, il fratello di sua mamma. O chiamiamo spesso il cardinale Fesce, che era un nome di religione. Ma mica solo questo. Tu la sapere che lo faceva Gulettio d'opere d'arte, oggetti, ma soprattutto pitture. Ha seguito le campagne di suo nipote, l'imperatore Napoleone, e mentre a sua vita si è fatta una raccolta importante assai, 16.000 pitture, una collezione da monta. Li piaceva soprattutto la pittura italiana ed è per questo che ci ferma in un museo d'arte da me pitture magnifiche che annunciano un rinascimento. Ma stiamo zitti, che non ci volerebbe a decidere un nostro amico, che si trova oggi in questa cappella, la famosa cappella imperiale, in dove noi troviamo parecchie tombe di famiglia da una parte. A presto! Allez, pia sa vorcina, tu di tu. Piate tutti una vorcina che di ora di baspa. Ditemi appena, chi ne pensate? Così buono. Così buono. Allora, avete visto che non abbiamo mica messo sale in più perché chi i dapani ne abbiamo noi già. Vi lascio approfittare di suo lubiato che a me mi tocca andare a ritrovare i vostri compagni di teatro a Diava Panna di Gommeia. Ci ritroviamo dopo per un nostro ritratto. A dopo! Bravi, bravi, Zidi. Mi, guarda. Mi sono scordata di cacciare un scursale. Allora, Zidi, ci siamo giunti da Iaccio, amica. Allora, Francine, caschiva che mi ha avuto un boghiere. Allora, abbiamo immaginato una scenetta che questo personaggio qui è perso per questi garrugiaiacini e ad scontrare tutti questi personaggi. Allora, ci mettiamo in piazza, allora, e vai burro quando tu sei pronta. Salute, mi potete dire in duesimo? Non mi ricordo più di nome. E io canto Marinello, Babbo Natale, Petit Papa Noël. La so, sto cervello. Aio. Aio, ascolta. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Tonci, siete tonci. Ma qui non mi aiuta. Bon, lasciatemi cercare. Oh boy, come quelle cappello in duesimo qui. Come in due? Siamo a città imperiale. Come in duesimo? A città imperiale? Come in duesimo? A città imperiale. L'Aquila, l'Apa, tutti i mo in simboli. Chi ne so, Gueio? Torna originale. Un originale, imperatore di francese, un Bonaparte, aio a sua mamma Letizia.
Salute. Mi potete aiutare voi? Aio, ma si do una era pumataggia. Na uè de manco un sacco. Aspetta. Viaggia appena parla torna. Mia è la gustosa commercio. Ah, ci ho capito. Siamo in Corsica. In Corci. In Bastiglia. Meglio, in Ajaccio. Yeah! Bravissimi. Bravissimi, Ci Osidi. siamo campati oggi, veramente un riso di gore con voi tutti. Mi sarebbe stato tornare una stonda, ma mi tocca scappare e andare a trovare Fanou, cosa te lo digante. Ma raccomando, un cambiato in onda, allez, a dopo. Adoro, Osidi. E so qui io. Era proprio Osidi. Bisogna cantare da un teatro. Mi campava, mi regala allora di seguire con voi. Allora, quale su cantaore famoso? Conosci idee? Tino Rossi. Tino Rossi, Ah, lo conosci anche tu? è da Iaccio di E Rossi. a Iacino. E che ha cantato? Petit Papa Noël. A ci vuole de cantare? Mi piace questa canzone, a conosci idee? Zona. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ah, in corso ha dato Babuccio Nadale di noi, eh? Fa la Babuccio Nadale. Ce l'ha imparata anche questa? Yeah, perché mica? Allora. Bon, allora, ora ti abbiamo promesso una sorpresa. Osidi, Giancarlo, Yusri e Selma facendo le strove e Anto canterà uno sciuribilio. Ah, dunque è un concerto che... O da concerto, ma li vuoi accompagnare? Ah, anche mi piace accompagnarli, infatti. Allora, Fai andiamo fare la a te. C'è una vela che strigia l'onda ciara e raggio di luna che carezza l'arena. Allora, Francine. Aiaccio i sanguinari di sole infiammati, rama un pescatore, senti canta l'amore. Anto, a te. Aiaccio, a me bella città. Aiaccio, splendor di Corsica. A te. Aiaccio, ricordo di essere spartito. Aiaccio, l'amicizia, a vola ciacciarata. Asimile zinade, canzone e chitarre, crianza la Madonna, Aiaccio la padrona. Aiaccio, a me bella città. Aiaccio, splendor di Corsica. Aiaccio voce d'oro, vicino un rosignolo, a contarci il mondo, l'isola Aiaccio. Aiaccio cielo puro, lago la pigliaulu, a sparte a sapudenza, e stampata storia. Allez, tutti insieme. Aiaccio, a me bella città. Splendor di Corsica. Ci campiamo. Ci campiamo, e più che qui, cantate proprio Ezidi, e poi l'hanno imparata benissimo questa canzone. Grazie. Grazie, Grazie. ti ringrazio, ripeti. Grazie. Bravo. Allora, Zidi, quando tu riconosci che in Aiaccio si facciano una bella canzone Yeah. e ci siamo campati, ringraziamo a maestra Natalie Lanfranchi per il aiuto e per aver approntato queste idee lì. Ma io dico che abbiamo lavorato abbastanza, che ne dici? Yeah. È giunta quasi l'ora di Sara e Borta di a nostra Vabriguccia, ma è tempo di andare a pigliare il nostro ritratto. Che ne dici, Zidi? Andiamo a ritrovare Pedro e l'amici? Andiamo. Andiamo a pigliare il ritratto, allora, bene Bene idea. idea. Siamo pronti per il nostro ritratto? Voglio vedere belli sorrisi, andiamo!